Cari amici di Guarda che Stella, ci siamo, finisce l'anno, puntata speciale, stiamo ancora proprio le ultime ore qui in redazione proprio per preparare il 2012, stiamo lavorando alacremente per arrivare alla mezzanotte, ma questo non ci vieta di non andare in onda, anzi di fare una puntata tutta particolare di Guarda che Stella. Perché? Perché se le reti nazionali danno spazio al capo dello Stato, noi per gli auguri di fine anno diamo la parola al capo dello Stato di Rivignano, cioè al sindaco Mario Anzil, a cui abbiamo chiesto insomma, di fare un bilancio, tracciare un bilancio 2011 e le prospettive 2012. Sentiamolo. È stato un anno molto intenso, pieno di attività, pieno di cantieri, quindi un anno anche ricco di soddisfazioni. Quest'anno infatti abbiamo potuto raccogliere quello che negli anni precedenti avevamo seminato e quindi il Paese è stato caratterizzato dalla presenza di numerosi cantieri, molti dei quali sono terminati, quindi le opere finalmente si possono vedere. Ce n'è talmente tanti che possono essere elencati, credo, in maniera molto sintetica solo per nome, e cioè sono i 30 ettari di boschi che abbiamo piantato, di nuovi boschi che abbiamo piantato grazie a un finanziamento della Comunità Europea. Proprio in questi giorni stanno per essere piantati circa 50.000 alberi e verranno realizzati 30 ettari attraversati da piste ciclabili e pedonali. E poi abbiamo realizzato un nuovo vivaio proprio per la produzione di questi alberi, sempre grazie al contributo della Comunità Europea. Inoltre è stata realizzata una nuova struttura collettiva nel Parco Festeggiamenti di Aris e ancora con contributi regionali è stato appena ultimato e fra pochi giorni verrà inaugurato la nuova scuola materna, l'asilo di Rivignano, completamente ristrutturato. E ancora abbiamo ristrutturato le scuole elementari grazie all'impiego dei lavoratori socialmente utili e grazie anche ai contributi di privati. E ancora la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Rivignano, sempre terminati nel 2011, e poi le manutenzioni straordinarie della palestra, quella delle elementari di via Manzoni e quella delle medie di via Ungaretti, e la manutenzione straordinaria e il rifacimento anche del tetto del bocciodromo. E poi ancora grazie ai contributi del CONI abbiamo rifatto gli spogliatoi per i campi da tennis e i bagni per il bocciodromo, e sempre grazie al contributo del CONI abbiamo realizzato una nuova pista di BMX e anche un nuovo campo di calcetto a Flambruzzo, nella frazione di Flambruzzo. E inoltre grazie ai contributi della Regione abbiamo potuto acquistare le nuove autovetture per la Polizia Municipale e realizzare una rete di telesorveglianza per la sicurezza dei cittadini. Senta, mi permetta, in tempi in cui la crisi attanaglia un po' tutti, pubblico e privato compreso, qual è stato il segreto, la ricetta particolare per ottenere tutti questi finanziamenti? Oltre a essere bravi a lavorare, qual è il trucco? Ma non so, adesso è difficile dare una risposta. In effetti l'amministrazione di un comune significa progettare delle opere, scegliere quelle ritenute strategiche tra le tante opere e quindi, e questa è la parte più difficile in questi tempi di crisi, reperire i finanziamenti per poter realizzare le opere che si è ritenuti strategiche. Per trovare questi finanziamenti è necessario ricorrere a ogni forma di anche creativa. In italiano, diciamo, è un popolo che ha tanti difetti ma anche alcuni pregi. Tra i pregi sicuramente la fantasia, l'estro, l'invenzione non manca. Sicuramente è necessario riuscire ad ottenere dei canali per ottenere dei finanziamenti dagli enti superiori, quindi la provincia, molte opere sono state finanziate dalla provincia, la regione, moltissime opere sono state finanziate dalla regione, ma anche lo Stato e anche la Comunità Europea, che rappresenta una grande opportunità per il finanziamento di opere che noi stiamo perseguendo, questo canale del contributo della Comunità Europea con grande impegno. Abbiamo appena istituito un ufficio per la Comunità Europea in comune che serve per studiare tutti i bandi della Comunità Europea, cercare di capire quali possono essere quelli a portata nostra e quindi partecipare a questi bandi. Diversi li abbiamo anche vinti e questo ci ha dato notevole soddisfazione. Possiamo dire il marketing come volano di rilancio di Rivignano e dintorni?
Poi c'è anche il marketing, non a caso abbiamo, e tra l'altro dedicato una puntata, voi avete dedicato una puntata della trasmissione Guarda che Stella alla presenza qui dell'Università di Venezia, che ha studiato il marketing del territorio, e il marketing inteso in senso ampio può essere anche le pubbliche relazioni che servono per poter creare dei contatti che alla lunga possono portare appunto allo sblocco di finanziamenti pubblici ma anche privati, perché poi un altro settore interessante è quello privato. Per esempio, tra le opere che confidiamo da fare nel 2012 c'è la nuova casa di riposo da 120 posti, che è un'iniziativa completamente privata, che quindi non costa niente al comune e che però darà grandi opportunità di lavoro oltre che di servizi per la collettività. Un 2011 intenso, il 2012 come sarà? Beh, il 2012 vedrà sicuramente la realizzazione di altre opere che abbiamo già progettato e che sono già finanziate. Penso per esempio alla rotatoria che realizzeremo in un punto strategico del paese, dove attualmente c'è l'intersezione semaforica. E poi ci sono delle opere di portata storica che noi abbiamo programmato in questi anni e che confidiamo, se non nel 2012, comunque entro la fine del nostro mandato di portare a compimento. Una, l'abbiamo già detto, è la casa di riposo, che poi tra l'altro è un'iniziativa privata. Le altre sono l'innalzamento e l'allargamento della strada che conduce da Rivignano ad Aris, che è spesso soggetta ad alluvioni e che è un'opera interamente finanziata dalla Protezione Civile, e poi la ristrutturazione della Villa Otelio, che è un complesso straordinario che da oltre 20 anni era in completo abbandono e che finalmente, grazie al progetto del Comune di Rivignano, è stato finanziato quest'estate dalla Regione e quindi nei prossimi anni dovrebbe essere completato. Insomma, tanta carne al fuoco, quello che conta è che dalla teoria si passa immediatamente alla pratica. Sì, tanta carne al fuoco, e queste sono poi tra l'altro le opere visibili, le opere pubbliche sono quelle che possono lasciare più colpiti perché sono più facilmente visibili, ma non bisogna dimenticare che poi di questi tempi di crisi la maggior parte dell'impegno degli amministratori è dove magari si vede di meno, e cioè nel sociale, nel tentare ogni giorno di risolvere problemi spesso drammatici che si presentano a causa di questi eventi. E tra l'altro va detto che per il 2012 si preannuncia un anno ancora più difficile rispetto a quello che ci siamo lasciati alle spalle, e ancora più difficile soprattutto per i comuni a causa di questa manovra del governo Monti che ha richiesto molti sacrifici ai cittadini, ma moltissimi sacrifici li richiede soprattutto ai comuni, e quindi noi siamo in grande difficoltà proprio nel programmare il prossimo bilancio, dal momento che non siamo neppure perfettamente consapevoli di quale sia la portata di questa manovra nel bilancio del comune. Signor Sindaco, non resta che dire auguri. Sì, auguri nella speranza che tutto questo impegno, che poi non è tanto nostro degli amministratori quanto e soprattutto di tanti volontari delle associazioni che ogni giorno, quotidianamente quindi operano perché possano essere risolti i casi drammatici, ma tutto questo impegno di tanti volontari possa alla fine essere premiato con un'inversione di rotta e quindi con l'uscita da questo periodo per affrontare di nuovo un periodo insomma di ricrescita. La 12ª puntata di Guarda che Stella, puntata dedicata al Capodanno rivignanese. Per fare un po', come abbiamo detto, il punto della situazione del 2011 termina qui, ma in questo caso, in questa trasmissione, non vogliamo chiudere come sempre subito con la sigla. Diamo gli ultimi minuti lo spazio ai volti e ai personaggi che hanno partecipato in queste 12 trasmissioni. Per quanto mi riguarda, da parte mia e da parte di tutti i collaboratori di Guarda che Stella, non resta che augurare a tutti voi un felice 2012. Noi ci rivediamo il giorno 7 gennaio con la puntata dedicata alle Fogueres. Arrivederci. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas.